E allora io mi chiedo, se la gente va in un centro commerciale finto, perché non deve venire in un centro commerciale che, a differenza di altri centri storici, è tutto porticato e in prospettiva ha anche la possibilità, da dove mettere la macchina, arrivare senza bagnarsi? Allora, un problema che noi come amministrazione ce lo dobbiamo porre, e guai se non ce lo poniamo. Quindi c'è bisogno di un marketing, a mio modo di vedere, commerciale, dove i commercianti, riconoscendo la crisi attuale, che c'è, ma c'è dappertutto, in questo momento però c'è, facciano anche loro uno sforzo per, assieme ai cittadini e all'amministrazione, a fare in modo che si raggiunga questo obiettivo. Perché valorizzare il proprio quadro significa renderlo anche fruibile. E la nostra proposta, usiamo il termine, noi vogliamo non chiudere il centro storico, vogliamo aprire il centro storico, ma aprirlo a tutti. Non vogliamo chiuderlo, vogliamo aprirlo. Questo è l'obiettivo che noi abbiamo. E vogliamo sentire tutti. Allora forse è meglio che ci mettiamo a discutere, perdiamo un mese di tempo in più, quello che serve, ci diamo delle tappe, perché vedete, adesso faccio l'ultima provocazione, che è frutto del mio mestiere, ma lo chiederò al tavolo tecnico. Io non voglio sapere, quando gestivo la galleria dei centri commerciali, prima di farmi avere, e mi serviva per il mio lavoro, il numero degli scontrini dei negozi della galleria, ci ho messo 5 anni. E sono arrivati progressivamente, non vi dico come, però alla fine era importante perché è uno strumento per valutare se la scelta che è stata fatta è la scelta giusta o sbagliata e dove va e dove si proietta la scelta che hanno fatto. Io non voglio sapere cosa il commerciante fattura, voglio sapere il numero degli scontrini che fa, perché ci sono i contatti e l'obbligo dell'amministrazione comunale è quello di consentire di fare traffico, cioè di portare gente. Poi, come questa gente viene captata dall'attività commerciale, non è un problema dell'amministrazione comunale. Noi dobbiamo portare gente, trovare la strada di portare gente. Dopodiché, se sarà un problema del commerciante, riuscirà a captarla o non captarla.